Qui vicino alla mia scultura, che con la mia dimensione più piccola del vero faccio sembrare la scultura 2 volte più alta di quello che è. E è successa una cosa piacevole pochi momenti fa. Ho una visita dal mio paese di Orani, il sindaco stesso con l'assessore ai lavori pubblici, che è un mio nipote, sono venuti apposta a piedi da Orani in pellegrinaggio per chiedermi di pensare un intervento da eseguire nel paese, a mia scelta. Naturalmente ho detto: questa mia scelta dovrebbe essere la vostra scelta, e loro mi assicurano di no, che dovrebbe essere la mia scelta. Questa mia scelta consisterebbe, non si realizzerà mai, nel recupero dell'intero paese, non di un intervento con qualche scultura o qualche graffito in un angolo che non avrebbe nessun significato e non conterebbe niente, ma un intervento totale, cioè intervenire nel paese, prima di tutto imbiancando tutte le case, facendo correre i pergolati liberamente, che tendono a farlo ad ogni modo, malgrado gli interventi di scoraggiamento continuo, ricostruire le panchine sulle strade, dove si siede la gente, i vecchi, i bambini, cosa che non avviene, e chiudere soprattutto il traffico a tutto questo centro storico. Quando ero ragazzo io, il paese era circondato dai mondezzai organici a quel tempo, letame, paglia, cose di questo genere. In autunno questo concime veniva sparso nei campi e aveva una funzione. Ora al posto dei mondezzai ci metterei le macchine tutte intorno, parcheggiate, così che si potrebbe arrivare alle abitazioni molto facilmente. Tutto il paese io l'ho attraversato con l'orologio in mano in 3 minuti, quindi non è camminare qualche minuto o mezzo minuto a piedi, non è poi la fine del mondo. E questo sarebbe, una volta dipinto in bianco, ristorato a queste condizioni magiche, come lo ricordiamo nell'infanzia, allora si potrebbe parlare di che altro intervento si potrebbe fare. Ma finché è così com'è un paese desolato, deserto, con delle macchine pazzesche che corrono, tagliano le gambe a qualche vecchio distratto, i bambini sono spariti, è una cosa malinconica. Questa è la mia proposta per il progetto di Orani.